Dunque avete visto in apertura del nostro telegiornale le immagini drammatiche, tragiche, mostrate all'ONU dal presidente ucraino. In un durissimo intervento Zelensky ha chiesto una seconda Norimberga per la Russia. Da New York in diretta c'è il nostro corrispondente Claudio Pagliara. Un intervento che si è svolto su due direttrici. Innanzitutto una denuncia delle atrocità compiute dalla Russia con linguaggio molto crudo, donne stuprate, persone sgozzate, auto con i loro conducenti schiacciate dai carri armati tanto per divertimento. Zelensky davanti al Consiglio di sicurezza ha chiesto immediatamente che vengano processati coloro che hanno dato gli ordini e coloro che li hanno eseguiti con un tribunale stile Norimberga. Poi si è rivolto appunto alle Nazioni Unite, ne ha condannato l'immobilismo, è arrivato a proporre che la Russia esca dal Consiglio di sicurezza o almeno che si convochi una conferenza mondiale per riformarlo. Ha concluso: il diritto di veto non può essere diritto di uccidere. La difesa d'ufficio all'ambasciatore russo che ha negato ogni accusa, ma le immagini crude che vengono dal campo sono state definite molto inquietanti anche dalla rappresentante della Cina, alleato della Russia. Ma ora sentiamo un passaggio dell'intervento del presidente Zelensky. Siete pronti alla chiusura dell'ONU? Ritenete che il tempo del diritto internazionale sia finito? Se la risposta è no, bisogna agire subito. Bisogna ridare forza allo statuto dell'ONU. Bisogna riformare il sistema dell'ONU in modo che il diritto di veto non diventi una condanna a morte. Accuse infondate, non confermate da testimoni oculari. L'ambasciatore russo alle Nazioni Unite continua a negare l'evidenza sui massacri di Bucha, ma le immagini, anche satellitari, non lasciano spazio a dubbi. Silvia Battista.